Quarta corsa, cavalli di 3 anni da oggi, generazione lettera C, 1 Cledici SM, Vincenzo Piscuoglio, 2 Corral dei Greppi, Vincenzo Mango, 3 Capitan Cash LP, Lorenzo Baldi, 4 Cinderella, Roberto Vecchione, 5 Calypso Staff, Roberto Andreghetti, 6 Claire di Riesi, Massimo Travellini. In seconda fila 7 Carlina Baba, Andrea Farolfi, 8 James dei Greppi, Antonio Greppi. Rinuncia al lancio Claire Diesi. Stacco della macchina, veloce, Capitan Cash LP. Scavalca Coral dei Greppi e prende il comando all'esterno Calypso Staff. Poi intanto vediamo l'errore di Carlina Baba. Numero 7, Carlina Baba, squalificato. Terzo è Cledici SM davanti a Cinderella, più indietro gli altri. 200 metri in 15,3. Per questo figlio di Man of Many Mission di Lorenzo Baldi, che ha preso il comando. Intanto Calypso Staff cerca di scavarsi posto e di slancio si mette secondo. 400 metri in 30 e mezzo, davanti Capitan Cash LP, davanti a Calypso Staff, molto sgranati per il ritmo del battistrada. Terza posizione per Corral dei Greppi, a precedere Cledici SM, più indietro gli altri capitanati da Cinderella. Intanto 600 in 46,2. Considerato anche lo stato della pista, tiene buon ritmo Lorenzo Baldi con questo Capitan Cash LP. A una decina di metri si mantiene Calypso Staff, poi Corral dei Greppi su Cledici SM che sposta all'esterno, giro in 1,16, gira molto largo Capitan Cash LP. Stenta un po' a tenere il ritmo Calypso Staff, che viene avvicinato dagli altri, soprattutto da Cledici SM, che sembra quello più efficace, ma intanto 1,17,5 per il primo chilometro di questo Capitan Cash LP, che ha preso un gap veramente importante a poco più di 400 metri dalla conclusione. Ancora di gas Capitan Cash, ancora un 15,1. Davvero interessante questo allievo di Lorenzo Baldi, mentre gli altri sono a distanza siderale. Deve solo arrivare al traguardo questo figlio di Man of Many Mission, percorre l'ultima curva in 15,6 e la retta d'arrivo è una passerella, gli altri sono fuori dall'inquadratura. Capitan Cash LP viene a vincere in maniera davvero autorevole, l'allievo di Lorenzo Baldi, mentre a grande distanza emerge James dei Greppi su Cinderella, che batte Calypso Staff. 1,17,2 su pista pesante per Capitan Cash LP, Lorenzo Baldi alla guida del training. La scuderia San Vincenzo, figlio di Man of Many Mission, vince a ottima media e si dimostra un puledro davvero interessante. Rivediamo la retta d'arrivo per questo Capitan Cash LP.